Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi le caratteristiche dei nati del 15 gennaio e quali sono un po' le prove, le forme destiniche che li attendono. Ma prima di addentrarci in questo approfondimento vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Grazie sempre per il vostro sostegno. Vediamo dunque questi nati. Sappiamo che nascere a gennaio indica che il dominatore di questo mese è Saturno attraverso gli influssi della costellazione Acquario. Pertanto questi nati, i nati comunque del mese, ricevono diciamo un contributo da parte di questa costellazione che garantisce a loro la realizzazione e il successo, ma non senza prove e sacrifici. Perciò anche in questo caso, anche in questi nati, abbiamo questo genere di influenze. Ma in particolare nel giorno del 15 gennaio la costellazione che apre il viaggio della Luna attraverso appunto le varie costellazioni nella quale si muove nell'arco della giornata è la costellazione Ariete. Questo indica un temperamento molto combattivo, audace e coraggioso di questi nati, sebbene la costellazione che segue è Vergine e pertanto li aiuta a essere più cauti, forse proprio per via di una certa insicurezza di fondo che porta con sé questa costellazione su questi nati. Però c'è un però, la loro audacia è particolare perché si apre a forme artistiche e anche a progetti ambiziosi in un certo senso, nei quali comunque troveranno fortuna e realizzazione. E effettivamente questi nati possono sicuramente conoscere un successo non solo nazionale ma anche internazionale se questo è nei loro piani e nei loro desideri. Loro dunque come tipologia di fortuna possiamo dire che è una fortuna media con alcuni ostacoli che in un certo senso impediranno loro di fare un percorso di studi tradizionale o di studi superiori, perciò difficilmente arriveranno a laurearsi, ma saranno attratti dall'idea del guadagno e comunque di realizzarsi, avranno le idee molto chiare e seguiranno i loro impulsi originali. In questo senso si consiglia a questi nati di agire in prima persona, è meglio non formare società o associazioni, poiché sebbene all'inizio le cose possano andare in modo favorevole e positivo, comunque c'è una grande instabilità nelle associazioni, si voglia per la costellazione Ariete proprio come stella capo, si voglia per un altro abbinamento che avviene nel corso del quadrato di nascita e dunque nel corso del viaggio della Luna in questa giornata, che vede il susseguirsi di Bilancia e Scorpione. Pertanto le associazioni in questo senso sarebbero veramente molto difficili e non garantiscono appunto una collaborazione duratura e serena. Potrebbero infatti provenire a questi nati molti ostacoli proprio da parte di eventuali soci e partner lavorativi. Questo però potrebbe essere altrettanto vero anche per tutte le forme di associazioni anche di natura sentimentale, comunque saranno nati e comunque persone più aperte nei confronti delle amicizie piuttosto che alle questioni di natura sentimentale. La loro tipologia di carattere è signorile, geniale, dinamico, ma militarista e intraprendente. Abbiamo comunque sempre l'influsso della costellazione Ariete, ricordiamoci che alle spalle c'è Marte, perciò sono sicuramente delle persone che accettano le sfide e loro stessi sfidano se stessi per capire quali sono i loro limiti e le loro capacità. E comunque sono estremamente in gamba, intelligenti, geniali, perciò soprattutto sapranno ascoltare l'intuizione e ciò che sentono per loro adatto, cioè difficilmente si faranno scoraggiare dall'opinione altrui e seguiranno comunque il loro percorso. È del resto anche possibile che già in giovane età possano fare i conti con i loro guadagni e i loro successi.
Un'altra caratteristica per questi nati è che comunque nella vita avranno necessità di avvalersi del contributo, comunque dell'azione di un legale e sicuramente troveranno un legale veramente valido, molto, molto preparato, che li difenderà nel modo migliore. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, ho terminato, diciamo così, la panoramica complessiva generale di quelli che sono gli influssi che accomunano i nati del 15 gennaio, ma è chiaro che poi sono necessari degli approfondimenti perché in base al luogo, all'orario di nascita ci sono ovviamente delle sfumature completamente diverse che a volte possono cambiare anche certi equilibri. Dunque vi invito, se ancora non l'avete fatto, prima di chiudere ovviamente, ad iscrivervi al canale del Marietto Veneziano ed iscrivervi anche al mio canale e di venirci a trovare nei vari social, dei quali vi lascio il link in descrizione a questo video. Grazie ancora per il vostro sostegno e la vostra partecipazione, ci vediamo domani. Grazie, un abbraccio dalla vostra Hildegarda.